Scusi, Panza Armadio! Mi vuoi far uscire adesso? Ho recuperato tutto. Non riesco a capire dove devo andare. Scusi. Dunque, ho girato a sinistra al ripiano delle camicie e poi sempre dritto fino a qui, al cumulo dei calzini fumanti. Eppure non capisco. Proviamo con questa piccola maniglia. Wow! Amici, ciao! Benvenuti nella mia cameretta. Non ve l'avevo ancora mostrata fino adesso perché di solito c'è sempre un tale disordine. Ma adesso basta. Sì, mi sono deciso. Quest'oggi voglio rimettere tutto a posto. Sì, sapete, voglio fare bella figura perché questa notte verrà a trovarmi Stella Slitta. Come non sapete chi è? È una stella che viaggia per il cielo con la sua slitta carica di sogni bellissimi. Ecco, questa sera Stella Slitta viene da me e con certi ospiti bisogna farsi trovare preparati. Cominciamo dai vestiti. È l'ora del cambio di stagione. Sì, amici miei. Sapete, il freddo sta per lasciarci e per un po' non lo vedremo. A me mancherà anche un pochino. Sì, lo so, non a tutti piace il freddo, ma io lo trovo bello. L'aria frizzante del mattino, la brina sulle foglie, le montagne innevate. Ma certo! Ragazzi, quale modo migliore per salutare il freddo se non una bella fiaba di montagna? Sono sicuro che Mastro Mappamondo ci saprà portare nel posto giusto. Mastro Mappamondo! Aspettate. Mastro Mappamondo! Sembra che tu ti sia preparato, eh? Vediamo su quali splendide montagne ci porta oggi il nostro amico Mastro Mappamondo. Vai. Poc. Ah! Ma queste sono proprio le nostre montagne! Le Dolomiti! Le montagne più belle d'Europa! E quindi certo, è questo il continente! Grazie, Mastro Mappamondo. Beh, sì, se dobbiamo scalare le cime, anche questa volta mi serve un abbigliamento adatto, giusto? E quindi... No, così non va bene, eh? Caldo, ma scomodo! Ah, molto meglio! Allora ragazzi, siete pronti alla scalata? Bene, allora partiamo subito con questa magia. Nei giorni più brutti e in quelli più belli, un mondo di fiabe ci apre i cancelli. Ed ecco che scende, docile e lieve, una fiaba volante, coperta di neve. Vediamo apparire, là in cima a un giardino, il reame incantato del Prode Laurino. La storia comincia ed è avventurosa. Scopriamo il mistero delle montagne rosa. Su alcune vette delle Dolomiti, all'alba e al tramonto, avviene uno strano e bellissimo fenomeno. Le cime, a un tratto, si tingono infatti di un bellissimo colore rosa. Il magnifico riflesso dura pochi istanti. Gli abitanti delle montagne hanno dato un nome a questo accadimento: Rosengarten, il giardino delle rose. Perché proprio questo nome?
Tanto tempo fa, la grande montagna non era aspra e rocciosa come lo è adesso. Era semplice da scalare e tutta fiorita di rose rosse. Fra le rose viveva un popolo di nani, governato da Re Laurino, sovrano amato da tutti i suoi sudditi. Non c'erano mura a difendere questo luogo incantevole, ma solo un filo sottile di seta ne tracciava tutti intorno il confine. Un giorno, Re Laurino venne a sapere che il sovrano della vallata vicina, di nome Agort, dava la sua bellissima figlia in sposa. La principessa Similda, così si chiamava la giovane, era conosciuta per la sua dolcezza e la sua bellezza. Re Laurino giunse al palazzo per chiedere la mano di Similda, ma uno dei vassalli del re, il viscido Vitege, lo accolse con queste parole: «È senza freni la sfacciataggine di questi nani. Si credono nostri pari. Se io fossi il re, darei a questo sfrontato un carico di bastonate e lo caccerei via». Agort però era un sovrano ospitale. Re Laurino fu accolto con i dovuti onori e la sua proposta fu portata a Similda, che, ahimè, la respinse. «Sapevo che non saresti stato all'altezza di questo trono, sudicio nano», disse il perfido Vitege a Re Laurino. «Sono comunque abbastanza alto per un trono, cosa che tu non sarai mai», gli rispose per le rime Re Laurino. «Attento a te, nano. Non mi scorderò di come mi hai parlato oggi», promise Vitege, allontanandosi furibondo. Nonostante il rifiuto della principessa, l'ossessione di Re Laurino per Similda non si placava. Fece dunque un incantesimo che trasportò la principessa nel cavo della sua montagna e per 7 mesi la tenne con sé. Passati 7 mesi, però, Vitege, che voleva la sua vendetta più di quanto non volesse trovare Similda, scoprì nella montagna il varco che portava al regno dei nani. Era impossibile, infatti, non notare il giardino di rose una volta imboccato il sentiero giusto. Vitege, non volendo sottovalutare il potere magico dei nani, decise di creare un vero e proprio esercito e di farsi aiutare nella sua impresa da un famoso eroe del tempo, Teodorico. Dopo molto cammino, giunsero davanti al filo di seta dietro il quale si stendeva il giardino delle rose. Teodorico era perplesso. «Contro chi devo combattere? Non vedo né mura, né sentinelle, né difese. Vedo solo un filo di seta che non voglio violare». E decise che avrebbe parlato con Re Laurino per discutere una soluzione pacifica. Queste parole certo non piacquero a Vitege, ma per il momento tacque. Re Laurino accolse Teodorico con l'onore e il rispetto che l'eroe si meritava e gli mostrò tutte le meraviglie del regno. Infine condusse Teodorico al cospetto della principessa Similda in persona. Questa sorrideva, non sembrava affatto una prigioniera. Re Laurino è stato buono e leale. Mi ha sempre trattato come una regina. Sono felice qui. Per Teodorico questo chiudeva la discussione, ma Vitege era stato insultato e il nano doveva pagare l'affronto. Quella notte un manipolo di soldati guidati da Vitege infranse il filo di seta ed entrò nel giardino delle rose, calpestandole senza pietà. A nulla servì il tentativo di Teodorico di fermarlo. Lo scontro fra uomini e nani fu lungo e furioso, ma Vitege e i suoi uomini erano superiori di numero ed ebbero la meglio. Catturarono Re Laurino e lo portarono via in catene. Re Laurino rimase a lungo prigioniero nelle segrete del palazzo di Vitege. Veniva sfamato a malapena. Le guardie lo deridevano e lo stesso Vitege veniva spesso a prendersi gioco di lui, al solo scopo di umiliarlo. Una notte, però, una figura incappucciata giunse alla sua cella. Era Similda,
che non aveva mai scordato la bontà del sovrano. Maestà, tenete questo anello magico. Vi renderà invisibile e incorporeo per un'ora. Avrete tutto il tempo di fuggire. Io non posso venire con voi, ma ricordate, non dimenticherò mai la vostra bontà. Buona fortuna! Così, Re Laurino riuscì a fuggire e dopo un lungo cammino tornò alle sue montagne. Ma quando gli apparve il suo giardino di rose, disse: Sono le rose che mi hanno tradito. Se gli uomini non le avessero viste, non avrebbero mai scoperto il mio regno. Decise che le rose non si sarebbero più viste, né di giorno e né di notte. Fece dunque un incantesimo e il giardino si trasformò in dura pietra. Ma nel formulare l'incantesimo il re si era dimenticato dell'alba e del tramonto, che non sono né giorno né notte. In quei due momenti, ancora oggi, le rose riappaiono e gli abitanti della montagna per pochi istanti possono di nuovo ammirarne la bellezza. Ciao ragazzi! Allora, vi è piaciuta questa storia? Bene. Mentre ascoltavo questa fiaba non mi sono neanche reso conto di aver già messo tutto in ordine. Come passa veloce il tempo quando ci si diverte. È arrivata la sera e Stella Slitta sta per passare con il suo carico di sogni bellissimi. E sono certo che poi passerà anche da voi. Come dite? Ah, il temporale. Oh, ma Stella Slitta non si ferma davanti a nulla. Lei ha il suo carico di sogni bellissimi e i temporali come questo le fanno solo il solletico. Ci vuole ben più che un temporale per fermare i nostri sogni più belli, vero amici? E adesso è giunto il momento di andare a dormire. Anche il vostro pan di fiaba si mette sotto le coperte. Yuppie! Eccoci qua. Non vedo l'ora di ritrovarvi tutti al mio risveglio. Perché le belle fiabe, quelle che tengono fuori la tempesta, non finiscono mai. Facciamo ancora una volta il nostro saluto, vi va? Quando là fuori infuria la tempesta, con un mondo di fiabe noi facciamo festa. Qui sotto la lampada il cielo è sereno e noi ci divertiamo aspettando l'arcobaleno. Ciuffi di lattuga, barbabietola e cicoria, buonanotte a tutti e alla prossima storia. Fate bei sogni ragazzi e quando vi svegliate raccontatemi dove siete stati. A presto. Buonanotte.